cose favorisce rieccoci. Carlo Crotti le voleva intervenire o mando l'intervista dal Paus? Vabbè, adesso non mi ricordo più cosa volevo dire. Perché l'ho messo in difficoltà, visto? Allora andiamo a sentire dal Paus, poi le telefonate. Ci sono molti, mi dicevano in regia, che hanno chiamato per il Mose, abbiamo chiamato argomento, se prima il termine della puntata abbiamo tempo sicuramente le passeremo. Sentiamo il professor dal Paus. Idrovia Padova-Venezia è arrivato il primo stanziamento da parte della Regione, 1,2 milioni di euro, ma il tracciato c'è dal 1985. Beh, io penso che si debba dire finalmente una buona azione, però penso anche che bisognerebbe che questa iniziativa fosse poi sviluppata prendendo in considerazione tutte le possibili funzioni dell'idrovia. Mi preoccupa sentirne nominare alcune e assolutamente ignorare altre che non sono meno importanti. Quali queste funzioni? Ma quando io, perché a questo punto rivendico il merito, quando io ho, ormai forse 10 anni fa, suggerito di rivedere la questione dell'idrovia, pensavo fondamentalmente a 4 funzioni. Evidentemente, siccome questa idea mi era nata guardando il problema idraulico del territorio padovano, per fungere da scolmatore delle piene del Brenta Bacchiglione, ma poi anche per svolgere la funzione di canale navigabile per cui quest'opera era stata pensata. E in questo senso è un'opera che può essere facilmente integrata nel grande sistema idroviario padano e sarebbe anche da questo punto di vista un notevole passo avanti, perché si parla sempre di navigazione interna ma poi non si fa niente per agevolarla. Poi però penso che con riferimento a un altro problema di cui mi sono occupato da sempre, questo canale possa fungere come vettore di sedimenti e di acque dolci verso la laguna di Venezia per mitigare i processi di erosione che stanno sconvolgendo la morfologia lagunare. E penso infine che possa essere pensata e realizzata come un'opera che ha un grande valore dal punto di vista ambientale se si sa associare a quest'opera una pianificazione del territorio circostante decente. Va bene, passo telefonate, poi vengo da Marotta e da Valdecamere. Mi domando, ma come mai la politica di fronte a certi tecnici bravi, ma bravi davvero, non li prendono in considerazione? Ma Faccio la politica domanda, un tempo la prendeva in considerazione. Faccio la telefonata, poi vi diamo la risposta, sentiamola. Pronto, buonasera, con chi parliamo e da dove? Pronto? Sì, buonasera. Con chi parliamo e da dove? Sono Michela da Annone Veneto, Venezia Orientale. Prego. Sentendo la vostra trasmissione questa sera mi viene da mettermi le mani nei capelli e dire Dio salvaci, perché qui non se ne viene fuori da ogni parte. Siccome sappiamo che le alluvioni poi sono cicliche, non vorrei che col Mose da finire tutto traballante ci venisse un altro 1966. Anche perché volevo ricordare alla signora sindaco che avete lì, non tutti i sindaci sono corrotti, però molti di voi ci hanno campato e ci hanno organizzato con gli oneri di urbanizzazione in questi anni e hanno costruito dove e di più, dove non si poteva e dove ogni volta che piove 2 ore di più c'è l'acqua in casa, sotto i portici, eccetera, eccetera. Gli oneri di urbanizzazione hanno ingrassato molti comuni che adesso si trovano in difficoltà ogni volta che piove. Poi vorrei dire un'altra cosa. È vero che la Regione del Veneto è la prima per Project Finance e Project Finance significa una cosa sola, che entrano i privati che poi però succhiano soldi pubblici da ogni dove e ogni quando. Ricordo da ragazzina, qualche decennio fa, io abitavo a Meduna di Livenza, il fiume La Livenza era navigabile e c'erano le zattere
a fondo piatto, che trasportavano ancora le merci, zattere a fondo piatto, e suppongo che la Livenza arrivasse a Caorle, giusto? Poi c'era la laguna di Caorle, eccetera. Mi chiedo e mi domando se si può prestare fede a queste zattere anche oggi con la via d'acqua che state parlando, eccetera, eccetera. E un'ultima cosa, siccome sentivo il nomade che parlava di accattonaggio e quant'altro, questi nomadi accattoni che si dicono tanto poverini, eccetera, visto che abbiamo due signori lì che sono anche consiglieri in Regione del Veneto, stasera ho sentito la notizia, ad esempio, che i Vucumpra solo a Bibbione evadono circa 2 milioni e mezzo di tasse all'anno. Avete intenzione di fare qualcosa oppure no? Per quanto riguarda un'ultima cosa ironica per il consigliere Gennaro Marotta, che si è classificato veneziano, classico cognome e nome veneziano. Una cosa è certa, Marotta, lei non è veneziano ma si dice italiano, però si ricordi che è stipendiato dai veneti e dai veneziani. Signora, io sono forse più veneziano di lei, bisogna vedere quanti anni ha lei. Abbia pazienza. Io ne ho tanti, ne ho più di lei. Io sono fieramente napoletano di origine, ma sono veneziano da una vita. E lei mi potrebbe insegnare che non è certo la nascita nel posto che determina un Veneto, forse è il carattere, l'onestà e l'intraprendenza. Che pone a favore dell'italianità e non della veneticità. Ma non c'entra niente, signora, io sono veneziano come lei, si preoccupi. Scusa, ma un'ultima cosa, visto e considerato che il Mose ci costa così tanti soldi, non dimentichiamo ogni volta di dire che i veneziani lasciano a Roma 21 miliardi di euro all'anno di tasse, più ci hanno detto 7-8 miliardi di interessi per il debito pubblico che il Veneto non ha mai fatto. Grazie, signor Marotta. Grazie signore della telefonata. Tutti. Su Venezia ci sono molte cose, dal Monte di Calatrava all'ospedale che si trova al Lido, alle isole vendute, ci sarebbero molte cose, professor Manocase, faremo una puntata, lei so che ci tiene su Venezia, ci sono molte cose da raccontare e da dire su questa straordinaria città. Si stanno svendendo l'un l'altro Venezia. È vero, è vero. Mi permette di dire una cosa? Una telefonata, poi vengo da voi tutti, sì, interessante. Vengo su, la telefonata la passo, poi vengo da lei e sentiamola. Pronto? La signora. Pronto? Ne va per tutti? Pronto? Pronto, buonasera, con chi parliamo? Con Gabriele. Da dove Gabriele? Da Camponogara. Prego, provincia di Venezia, prego. Sì, no, allora, se volevo parlare un po' del Mose, mi è venuto così una riflessione, no? Perché quando vengono su queste paratie, sì, sono sicuro che proteggono Venezia, però l'acqua che non si espande dentro nella laguna veneta, questa mi resta fuori. Rovigo, parlo del Polesine, quando mancano 2 centimetri di acqua per straripare, quell'acqua dove va? Se il mare butta dentro, probabilmente ci sarà qualcosa, ma quello lì è la riflessione che volevo fare, che avevo fatto anche diversi anni fa, circa verso il 92-93, quando parlavano della camionabile. Io ho sempre detto, no? Che se noi cominciamo a fare, come diceva anche il signore che sto guardando adesso, se noi facciamo che sia navigabile e quindi con le betoline che poi possono anche venire giù direttamente dal Po e fare il giro, e quindi perché una betolina so che porta il quantitativo di 150 camion. Se noi leviamo via 150 camion quindi è gommato, c'è meno inquinamento. Certo. E quindi così se noi facciamo un interporto come lì fuori alle Giarre, e quindi si può anche evitare quando che vogliono fare anche la famosa vogliono fare l'autostrada Orte Mestre. Se anche lì noi invece di mettere i contenitori nel camion e fare il disastro, perché poi andiamo anche a rovinare il tessuto della terra, perché quanti milioni di metri cubi andiamo ad violentare del terreno,
possiamo farli partire con le navi e fare un interporto e poi dal nodo si può fare Venezia-Trieste e venire su verso il Padovano. Certo. Cioè, ecco, e quindi noi violentiamo manco il terreno, leviamo via qual è l'inquinamento atmosferico e quindi poi può venire fuori anche il discorso che dicevano i signori di fare questo colmatore. Certo. Sempre pensiamo due piccioni con la stessa fava. Grazie alla telefonata, Elisa Venturini. Sì, visto che la telespettatrice parlava di oneri di urbanizzazione dei comuni, di sindaci che hanno edificato per acquisire il più possibile oneri di urbanizzazione. E gli oneri di urbanizzazione servono per mandare avanti i comuni, sono serviti per mandare avanti i comuni. Allora, il mio comune da un punto di vista edilizio è stato poco sviluppato, il comune accanto al mio invece dal punto di vista edilizio si è sviluppato negli anni e questo gli ha permesso... Qual è il comune vicino al suo, perché ce ne sono 2 o 3? Citiamone Albignasego, giusto per dirne uno, dove da un punto di vista edilizio si sono ben sviluppati, hanno percepito molti oneri di urbanizzazione, ma hanno l'autobus, hanno un sacco di servizi che io non ho. Quindi questi sindaci che comunque hanno investito sul territorio dal punto di vista edilizio e hanno avuto oneri di urbanizzazione, in realtà hanno dato dei servizi ai cittadini e i cittadini li hanno votati, perché poi c'è questo da dire, perché è un sistema di sviluppo come si parlava prima, è il sistema di sviluppo che è andato bene fino adesso, perché l'edilizia, non dimentichiamo, è sempre stato un settore trainante anche per il resto dell'economia. Adesso che l'edilizia si trova in un momento di crisi è chiaro che ne risentiamo tutti. Allora, deve cambiare anche il modello di sviluppo, proprio perché sta cambiando anche il tipo di approccio che noi abbiamo con il territorio e sta cambiando anche l'economia. Ve lo dico da persona che è iscritta da 20 anni alla Proloco e fino a qualche anno fa, d'estate, ho sempre partecipato alle gite in Bacchiglione, quindi si parte da Ponte Longo, si percorre tutto il Bacchiglione, si arriva in laguna e si percorre tutta la laguna, quindi si vedono da vicino anche Pellestrina, Malamocco, quindi le varie realtà fino ad arrivare a Venezia e anche alla Riviera del Brenta. Allora, è un paesaggio meraviglioso, percorrere il fiume, il Bacchiglione, è una cosa straordinaria, però è legato ad un ritmo di vita che non so se siamo in grado di sostenere, nel senso che a partire dagli anni 60 c'è stato, sempre per ritornare al concetto del modello di sviluppo, un modello di sviluppo veloce che ha concentrato tutto sulle strade, i fiumi sono stati completamente abbandonati e lo stato in cui si trovano adesso si vede, e ci si è concentrati sulle strade. Poi c'era anche tutta l'industria automobilistica collegata, quindi sicuramente questo ha inciso a livello nazionale anche sul sistema trasportistico italiano. Ora bisogna capire, proprio in vista di questa revisione del modello di sviluppo, se possiamo ritornare ancora alle vie navigabili e ai tipi di ritmi che queste possono avere. C'è anche stato uno scempio però del territorio, proprio parlando della Riviera del Brenta che dicevamo. Crotti, Valdegambri, poi l'avvocato Crotti. Qui ci sarebbe da dire molte cose, ma io torno all'intervento che avevo fatto un poc'anzi, cioè il modello di sviluppo. Il modello di sviluppo deve nascere nella testa dei politici, non può nascere nella testa dei cittadini, sono loro che devono proporlo. E proporlo non tanto perché si aspettano che tutto il paese si orienta verso un nuovo modello di sviluppo, ma magari è parallelo a quello che già c'è, in modo, cioè da fare in modo che dal loro confronto possano nascere le soluzioni migliori, come è il caso appunto dell'idrovia, dove uno dice, ma dobbiamo sostenere la velocità dei camion o quella delle navi? È chiaro che c'è situazione e situazione, però solo se tu crei condizioni come politica, cioè ti devi mettere nella condizione di dire apro nuove strade, apro nuove frontiere. Il signore che prima parlava dei vantaggi delle bettoline, delle navi fluviali rispetto ai camion. Bene, l'accordo tra Venezia, il porto di Venezia e l'interporto di Mantova da un paio d'anni, 5 imbarcazioni collegano direttamente per i canali interni, viene giù per il canale di valle, poi arrivano al Fissero Tartaro e volendo potrebbero arrivare anche sul Po, ma al Fissero Tartaro girano verso Mantova. 5 imbarcazioni hanno tolto dalle strade 17.000 viaggi camion all'anno. Inquinamento risparmiato tant'altro. Quello che mi urta è che una delle componenti che non si vede mai in queste trasmissioni è la Confindustria. La Confindustria veneta l'idrovia non l'ha mai voluta. Le vie d'acqua non le ha mai volute. Perché? Non quella veneta. Sì. No. Io ho provato tante volte ad avvicinare Zuccato e prima di lui Tomato. Il triangolo era Genova,
parliamo all'epoca quando c'era... No, io parlo di Confindustria, quella che abbiamo adesso, qua Veneta, che abbiamo adesso. L'idrovia fu bloccata per interesse di Genova, Torino e Milano. Sì, vabbè, ma io sto parlando di Tomat, sto parlando di Zuccato. Quelli che sono adesso non hanno capito, perché sono di un'altra generazione, perché era la generazione di Benzig, il sindaco di Padova. Benzig era intelligente? Era un genio, è stato il miglior sindaco. Io provo a parlare, a cercare di avvicinare Pavin, e Pavin non si fa mai trovare. C'è un'industria di Verona che utilizza le vie d'acqua per portare le Ma la domanda che vuole sapere il telespettatore Crotti e ovviamente anche Valdegambri e Marotta, ma questo progetto che la Regione ha investito 1,2 milioni avrà un buon fine secondo voi, oppure sperperiamo che quel 1,2 milioni? No, io mi auguro che il 1,2 milioni... Ma questo mi auguro... mi auguro, perché il 1,2 milioni non è che non si fa niente, il 1,2 milioni, si comincia, è un'intenzione. La progettazione preliminare. Parte, quantomeno, ma se si progetta... Io mi augurerei, se si progetta qualcosa di definitivo, non qualcosa di parziale. È questo che chiedo. Perché se facciamo qualcosa di parziale, vabbè, serve per scolmare l'acqua. Perché sorride Crotti? Perché non è fiducioso? Ma perché io ho detto prima, perché sembra quello che ci sono dei pescaggi diversi tali per cui la funzione navigabile non verrà risolta. Non c'è e allora andare a fare un progetto preliminare, poi portarlo ad una conferenza di servizi per farlo provare e per poi farlo provare che cosa? Serve, vuol dire buttare via i soldi. Ma voi in Regione potreste dare indicazioni? Una cosa Ma noi come consiglieri regionali ci auguriamo, perché siamo entrambi di minoranza, cioè non è che possiamo incidere più di tanto. Io prendo atto questa sera dal Presidente del Comitato. Noi siamo stati, scusami Stefano, noi siamo stati anche sostenitori del progetto, abbiamo provato anche insieme all'amico Petenò, in passato abbiamo sempre proposto anche dei finanziamenti a bilancio che sono sempre stati bocciati. Siamo rimasti sorpresi anche noi, positivamente sorpresi di questa proposta fatta, che è comunque parziale, e quindi noi ci auguriamo da forze di minoranza che questo sia prodromo ad arrivare poi ad altri risultati, perché come ha detto la sindaco i soldi per un progetto preliminare. La forza di minoranza quindi in Regione non serve a nulla. No, come non serve a nulla? Serve come minimo di controllo in teoria. Però se mi dicono che in tutte le opere hanno messo la loro per dire di controllare, di fare, poi non sono mai stati l'emendamento, scusami, l'emendamento sull'idrovia negli ultimi 5 anni è stato presentato tutti gli anni, bocciato sistematicamente. Okay. Quindi non mancava volontà politica da parte della maggioranza di fare questo. Allora, se oggi c'è questo segnale, diciamo, positivo, noi siamo contenti. Io prendo atto questa sera anche di questa sottolineatura. Abbiamo avuto la fortuna di essere qua in trasmissione insieme al Presidente di un comitato. Ci mandi questi elementi e noi faremo in modo che se si parte per questa strada si faccia qualcosa di completo, non di parziale. Perché bisogna coinvolgere i cittadini, secondo me. Al di là di tutto, il risultato è arrivato anche perché nel 2010 abbiamo avuto il putiferio dal punto di vista idraulico, quindi l'alluvione ha fatto nascere una nuova sensibilità. È vero, però ci voleva la sensibilità da parte di tutti. Dal 2010 è cambiata l'aria, c'è una sensibilità diversa, ci sono i comitati, ci sono le amministrazioni. Noi amministrazioni di comuni rivieraschi siamo andati 2 volte in consiglio comunale per presentare delle delibere che poi sono andate in regione proprio per sensibilizzare sul problema. Più volte abbiamo contattato l'assessore Conte per dire guarda che c'è questo problema. Quindi secondo me è il lavoro di tutti, dei consiglieri di opposizione, dei comitati, delle amministrazioni, dei cittadini, che induce la politica a muoversi in un determinato modo. Anche perché anche il Presidente Zaia, va detto, si è reso conto, anche lui con la sua maggioranza, che forse sarebbe meglio fare qualche opera in più di mitigazione ambientale o comunque sia di salvaguardia, piuttosto che buttare 300 milioni di euro a ogni piena del Bacchiglione Brento, o comunque sia che Vicenza si allaghi e dintorni. Quello che è successo nel 2010 è sintomatico, perché sono soldi buttati proprio. Valdegambri, poi l'avvocato il discorso del rischio idraulico, visto che siamo entrati in questo tema. Volevo ricordare che il Veneto è stato negli ultimi 15-20 anni la regione che ha avuto una permeabilizzazione maggiore di terreno, il percentuale di terreno. Cioè, oggi il rischio idraulico dipende da 2 fattori: dalla quantità della pioggia, ma anche dalla velocità della pioggia di arrivare nel corso d'acqua, perché se un terreno agricolo assorbe l'acqua e arriva più lentamente
se ho un bosco assorbe ancora di più. Se lo asfalti, se è permeabilizzato, oltre a cadere lì subito, oltre a non venire assorbita per nulla, va in tempi più veloci. Se i fossi sono combinati, quindi il fiume, il fosso si riempie più in fretta e quindi crea maggiore danno. Cioè questa è una... E quindi oggi abbiamo, non è solo percentuale, ma mi pare che siamo stati tra i più ad aver pavimentato. Quindi il discorso degli oneri di urbanizzazione, è vero che i comuni hanno fatto cassa, però abbiamo causato che problemi con quello che sta succedendo, 1,2 milioni è una stupidaggine, però che magari siano spesi bene tutto. No, mi scusi, è giusto per dire, quando abbiamo avuto i 300 milioni di danni nel 2010 con l'alluvione del 2010, se noi siamo andati a guardare il bilancio, nel capitolo della salvaguardia per il territorio c'erano 0 euro, l'anno prima ce n'erano 6 milioni. Per dire che da un lato si diceva noi siamo attenti, eccetera, eccetera, e dall'altra però poi non si investiva. I fondi erano tagliati completamente, è vero. Crotti. C'è una cosa, è un aspetto, visto che ci sono qui 2 consiglieri regionali, glielo faccio presente. In realtà questo è un discorso che dovrei fare a Bitonci. Che cosa significa avere messo delle imbarcazioni che pescano 5,50 m, lo si legge nel libro di Costa, di collegamento shuttle tra il terminal offshore e Marghera? Significa dire che tu hai sì e no 3-4 ponti sulla costa dove puoi scaricare quanto? 3 milioni di container, quando nel 2030 Costa dice sarà a regime. Se facesse di meno, il terminal offshore non sta in piedi economicamente. E se non sta in piedi economicamente vuol dire che vinceranno i porti del Tirreno, perché bisogna avere questa visione di gioco, non ci si può limitare al discorso dell'idrovia. Non Trieste, come diceva il professore. Anche Trieste, ma Trieste è al fondo dell'Adriatico, è difficile che una grande nave venga su per l'Adriatico e poi torni giù quando può trovarsi le nostre merci a Civitavecchia, perché noi siamo così stupidi da portarle con il camion sul Tirreno. Se lei è il proprietario di una grande compagnia di navigazione, non fa su e giù per l'Adriatico, se può trovare la stessa roba sul Tirreno, da dove dopo può andare facilmente, che so, a Gibilterra piuttosto che a Suez. Allora, torniamo al discorso del pescaggio. Il pescaggio è un problema fondamentale che Costa ha affrontato, secondo me, in maniera sbagliata, magari dietro suggerimento di Mazzacurati. Ecco il particolare del diavolo che fa saltare tutto quanto l'ambaradan. Significa dire che tu puoi andare a portare le merci soltanto all'interporto di Marghera, a Chioggia, a Porto Levante, perché dentro nei canali interni non ci puoi andare. Come non puoi andare per l'idrovia, non puoi andare per Fissero Tarto, non puoi andare sul Po. Per fare 3 milioni di container, quanti ne puoi portare all'interporto di Marghera? Lo spazio disponibile all'interporto di Marghera è per 800.000, movimentare 800.000 l'anno. E tutti gli altri? Tutti gli altri significa dire che torna in ballo, guarda caso, le stesse cose che voleva sempre la banda del consorzio Venezia Nuova. Cioè si ritorna a Dogaletto, perché è l'unico punto dove tu puoi, sei vicino alle ferrovie con la TAV, sei vicino alla camionale, sei vicino alla Mestre Orte. Quindi? E allora se tu fai Dogaletto già tutti sanno che si mangia, si cannibalizza il 30% dell'interporto di Padova. Quindi il sindaco di Padova dovrebbe venire qua e dire: cari signori, io dentro in Lega devo fare la bomba atomica perché non si faccia un canale che non è navigabile. Perché se mi fanno Dogaletto in Messassina la zona industriale, in Messassina l'interporto. Chiaro? Certo. Sì, attenzione. C'è un altro fattore. Allora, dobbiamo calcolare costi e benefici. C'è la Mestre Orte, no? Ecco, che è un altro Mose, perché non esiste al mondo che io vada a scaricare a Civitavecchia e poi faccia percorrere decine di migliaia di container attraverso tutta l'Italia, camion per camion, e li porti a Venezia. Allora cosa succede? Siccome anche quello, la Orte Mestre, è un project finance, quello, il meccanismo... Da 10 miliardi? No, 20. Io sapevo, vabbè. Sì, no, ufficialmente sono 10. Ma chi è in mano la Giochino parla di 20. Come non detto. No? Ecco. Cosa succede? Che nessuna nave scaricherà a Civitavecchia per portare i container su,
Perché la stessa nave, facendo un percorso molto più breve, ne scarica decine di migliaia direttamente a Venezia o direttamente a Trieste. Questo è il problema. Non scaricheranno mai, ma siccome è necessario, perché nella testa della gente lo rendiamo necessario, facciamo questa autostrada. A cosa servirà? Quello che servirà al Mose, a niente. A guadagnare. Avvocato, che poi, ma avete mai fatto un calcolo quanto costa il chilometro fare una tangenziale, un'autostrada? Lo sapete in regione? No, guardi, più o confesso meno. di no. Ma io quanto mi ricordo... così, facciamo un gioco, quanto se lei dovesse fare un preventivo dipende da tanti fattori. Facciamo il passante di Mestre, quanto dovrebbe costare a chilometro? Non ci sono gallerie, non ci sono... Quanto dovrebbe costare a chilometro? Il Mestre è costato perché è stato fatto il fossato. Sì, quanto dovrebbe costare secondo lei, Valdegambia? Guardi, lì dipende sempre da dove il prezzo di Mestre è costato molto. Ma il problema anche degli espropri perché, dei terreni. No, ma dipende da mille fattori. Ci sono variabili. Puoi spendere, che ne so, un chilometro, parlo di costruzione, 1 milione, come spendere 5 milioni, dipende. Parlo di costruzione senza espropri. Il passante di Mestre quanto può venire a costare? Facciamo un gioco, dai, così potete sbagliare anche. Al chilometro quanto può costare? Presidente di regione, forse io credo non è che dobbiamo vedere quando costa il chilometro. No, è più o meno è un gioco, potrebbe essere può essere costato sui un chilometro, dunque 2-3 milioni di euro. 2-3 milioni di euro. Andiamo a vedere la tabella un po' del passante di Mestre, quanto è costato. Il passante di Mestre è costato lungo 32,3 km, è costato 1 miliardo, qualcosa in meno, IVA esclusa, e viene, ci sono anche 284 milioni a carico dello Stato, gli altri 700 milioni dovranno essere guadagnati con i soldi dei contribuenti che passano per quel passante, e a chilometro costa 30 milioni di euro. Compresi gli espropri. Secondo voi, senza gli espropri? Secondo voi un passante, quel suo passante, 30 milioni di euro al chilometro, non sembrano un po' tanti? Pochini. 1 miliardo. Ve lo chiedo, professor Mancani. Ma guardi, io sapevo a livello comunale, quando lavoravo in comune, mi veniva detto che 100 metri di asfaltatura di strada veniva a costare 100 milioni di lire. Quindi facendo il calcolo ci stavamo nei 2-3 milioni di euro per un chilometro. I 30 km è una cosa impressionante. In Germania abbiamo appena fatto, io sono in comune, il mio comune, una strada, ma certamente non è un'autostrada, chiaramente l'ho raddoppiato con la somma lì, l'ho moltiplicata. Ma la domanda è, ma in regione sapevate che c'era questo costo? Beh, quello che è stato, un miliardo lo sapevamo. Cioè. Non avete però fatto la divisione? No, non siamo messi a fare... Lei sa cosa, allora faccio io un giochino. Lei sa cosa viene a costare la nuova Valsugana nei progetti di Chisso? Cosa viene a costare? Per fare 14 la Pedemontana Veneta? No, la nuova Valsugana, cioè quella che loro fanno in traforo e che finisce al confine con la provincia di Trento, e quindi sono circa 14 chilometri, sono 800 milioni per fare 14 chilometri. Record. Guinness dei primati. Ma io mi domando, qualche dubbio mi viene adesso, a pensare male ci vuole molto poco. Andiamo a vedere allora anche la Pedemontana, che è un'altra opera che è molto discussa. Eccola qui, anche qui con la Proge Finanze, il concedente commissario delegato all'ordinanza è soggetto giudicario consorzio stabile SIP SCPA, poi se volete dico che è, costo dell'opera circa 2.260 milioni di euro, e il contributo pubblico è di 614,9 milioni di euro. Questa è la procedura. Per andare a vedere invece le caratteristiche tecniche, la lunghezza è di 94 km, in trincea, ho chiesto oggi al professore ma non sapevo cosa voleva dire, 50 km, rilevato 26, gallerie 7 km di gallerie naturali, gallerie artificiali 9 km, opere arte principale 1,312, poi era una doppia carreggiata, e il totale viene a costare 2.500.000, pari questa a 7, abbiamo fatto il conto oggi, a 7 milioni 23 milioni
al chilometro. Non ci arrivo più con i conti. 23 milioni al chilometro. 23 chilometri. Non mi sembra un po' sproporzionato. Cioè, davvero... Non so, non sembra che qua bisognerebbe, per sapere cosa sia sproporzionato o meno, sapere cosa costa in Europa a fare, in Europa in condizioni... In Germania 5 milioni sì, per chilometro. In condizioni, però in condizioni di galleria, in Germania forse non ci sono gallerie, ci sono terreni piatti, il passante che costa, che non costa molto, diverse. Non c'è nemmeno una galleria il passante. Sì, beh, ma il passante è stato fatto, però, i ciliegi di passato con le faglie acquifere, però è da dire anche che in Germania io ci sono andato parecchie volte sulle loro autostrade, non ho mai visto cantieri, cioè quando le fanno per essere eterne. Bravo. Da noi ogni anno e mezzo devono rifare gli asfalti da una parte, ti bloccano, fanno Guardi fuori. che lì lei ha È una cosa dimenticato un aspetto impressionante fondamentale. Può essere. E cioè che la stessa persona che faceva il progetto faceva anche il controllore con la via, cioè l'ingegnere Vernizzi? Sì, no, non gliel'ho detto perché è lo stesso, le stavo dicendo prima e ho detto poi vi dirò chi era, lo stesso, non gliel'ho detto perché sono andato avanti con il ragionamento. Però una domanda che faccio, queste qua hanno fatto delle gare, domando io, ma sono state fatte delle gare per fare la concessione, è stata messa a gara? Sì. Io mi chiedo, ma se è così conveniente, perché non sono venuti da tutto il mondo per farla? Ma io le faccio una domanda a Valdegamba di provocatoria. Erano degli spagnoli. Infatti ha vinto da spagnola qua. Ma Valdegamba le faccio io una domanda provocatoria. Ma è lei che dovrebbe dirmelo che è il consiglio, non io. Scusi un attimo. Ma le gare non le fa mica il consiglio. Dirmelo. L'appalto qua non ha mica fatto il consiglio. Non le fa mica il consiglio. Ma avete l'accesso agli atti. Ok, accesso agli atti. Ma guardate che non è mica così automatico. Guarda che le gare d'appalto ci sono responsabili del procedimento, dirigenti, eccetera. Non è che uno sia tenuto a essere avvocato, legale. Io faccio presente che sulla Pedemontana a inizio mandato ho chiesto di avere copia delle carte, non le ho mica avute. Bravo. No, giusto per dire, non è così automatico. Sì, ma avete anche gli strumenti per farle vedere, non è che se l'amministrazione si rifiuta di darvi i documenti. Sì, non è proprio così, perché siccome una parte è un aggiudicatario e ha comunque una concessione. È stato detto che sono segretate perché c'è una concessione, ci sono dei non è automatico. No, ma ci sono autorità garanti che controllano, da cui rivolgersi. Io do ragione, anzi ho fatto anche... C'è più dei consiglieri di opposizione che devono controllare. Istituite una dico che c'è sulle commissioni, sull'istituzione di commissioni io starei attento perché abbiamo fatto anche la commissione d'inchiesta sul Mose. Non credo che siamo andati sui project, non mi risulta che siamo andati a finire chissà dove. Ma la faccio una domanda che anche se cominciamo a rinunciare perché tanto le commissioni non servono, facciamo le commissioni, prendiamo la responsabilità di chi partecipa alle commissioni, mi scusi, finisco, partecipa alle commissioni, dopodiché se non funziona lo si inchioda, punto. Le commissioni vanno fatte e promuovetele voi che siete di minoranza. Ma abbiamo promosso, abbiamo fatto la commissione di inchiesta. Allora venga qui e io le metto a disposizione 2 ore al giorno e lei 2 ore al giorno vedrà che alla fine, siccome sull'idrovia noi ci stiamo battendo da 2 anni, no? E qualcuno ha detto ma è la fissa di Casen questa dell'idrovia, però abbiamo visto che qualcosa si è mosso. Allora, si è mosso per stato allagamento, c'è stato l'allagamento, sotto l'acqua. Anche le emittenti locali sono state bravissime da questo punto di vista, hanno sensibilizzato, sono state brave. Ci siamo battuti in maniera tale che venga presa in considerazione questa situazione. Attenzione che il problema non sta tanto su quello che si fa, è controllare quello che si fa. E siccome noi abbiamo avuto qui ospiti degli ingegneri che dicevano esattamente il contrario di quello che si asseriva sul Mose, e dicevano non può funzionare per questo. Addirittura uno di questi è andato in tribunale, il tribunale ha dato ragione perché lui aveva fatto una denuncia e quindi l'avevano denunciato a loro volta per diffamazione, va bene? E mi sembra che lo stesso percorso debba essere fatto da tutti quelli che rappresentano i cittadini. Guardi che sul Mose avrà fatto migliaia di incontri e migliaia di ingegneri dicendo io il Mose ovviamente è un discorso partito molti anni fa, ma nel dibattito il pro e il contro ne ha parlato per decine d'anni.
Cioè, a un certo punto bisogna anche, c'è qualcuno che deve dire sì, questo va fatto perché è una soluzione. Cioè, le responsabilità della Regione in termini di Mose sono state acclarate, sono le procedure di autorizzazione, via, eccetera, no? Ma su quello, oltretutto, si sono scoperte anche, tra virgolette, oppure stanno scoprendo i magistrati delle responsabilità precise. A questo punto, in quella situazione là si poteva dire qualcosa, e io chiederei anche a chi era magari consigliere allora, eccetera, però ripeto, ci sono delle responsabilità specifiche. E poi sulle altre cose che dice lei, per quanto riguarda il Mose, ne devono rispondere i ministeri e poi i tecnici. Scusa, i dirigenti se è un ingegnere che mi firma mi dice va bene, fa soluzione qua. Cioè, io non sono ingegnere. Sull'idrovia risponde io dico, se c'è un ingegnere, ci saranno tanti dei tecnici, organismi tecnici che hanno detto va bene così, per questa è la soluzione corretta, non risponderanno quei signori lì. Io non sono mica ingegnere per rispondere, perché la mia opinione è che la vale tanto come quella dell'uomo della strada. Valdegamberi, una domanda però da cittadino. E uno ci ascolta e dice: i consiglieri regionali sono pagati dai cittadini, certo, vogliate o no, e pagati come i consiglieri di maggioranza, presumo sia poca differenza, no? No, è uguale. Uguale, benissimo, uguale. E mi domando, se voi non potete accedere alla documentazione, che cosa state a fare lì? Siete pagati da noi, dice il cittadino da casa. Non potete nemmeno controllare, non potete obiettare, cioè ma perché dobbiamo pagarvi? No, dipende a che livello è. Non è così. Il fatto è una domanda, una domanda che fa il cittadino da casa era: su quei documenti lì, so che non sottoscritto mai ti hanno chiesto l'accesso agli atti, gli hanno risposto che siccome c'è una gara in corso, siccome c'è, non possiamo darvi a visitare perché si va a alterare procedure di gara, eccetera, non possiamo darvi. Non è possibile accedere perché sono frutto di c'è una gara in corso, si va a alterare, eccetera, eccetera. Quindi quando sarà completato tutto andate a verificarlo. Ingegner Vernizzi, giusto per... Io mi ricordo che è stata fatta un'interrogazione. Assolutamente. È stata fatta un'interrogazione che è in aula su questo, quindi è stato chiesto, non è che il problema è stato posto. Sembrava dire sono anche loro consiglieri regionali, sono attribuiti. Poi il problema è stato posto, so che sono state fatte interrogazioni. Ma se non venite ascoltati, ma non è che non venite ascoltati, ma ci sarà anche la responsabilità di una maggioranza. A un certo punto, se uno dice mi dai le cose, io non posso dare, benissimo, non me le dai, bene. Un domani viene fuori che ci sono problemi della giustizia. La maggioranza fa quello che vuole. Poi ho capito. Ma ci saranno i cittadini che un domani penseranno bene di cambiare una maggioranza che non ascolta i suoi cittadini. Beh, però ti trovi davanti al fatto compiuto di una pedemontana. Ma ho capito, ma noi più che... Oppure di un Mose. Ma scusa ingegnere, ma se noi siamo a contestare nelle maniere dovute, cioè interrogazioni, richieste ma rivolgetevi a qualche autorità garante. Ma le autorità alle prefetture. Fammi ridere. Come succede nei comuni? Ma nel Mose tu potevi andare alla finanza, potevi andare. La finanza ti rinunciava a te perché non d'accordo. Ma scusa, cosa vuoi rinunciare? Sì, io lo vedo nei comuni, quando i consiglieri di opposizione chiedono al prefetto, ma il prefetto nei confronti delle regioni che non c'è niente, non c'è competenza. Ma scusami, vi rivolgete a qualche autorità che in qualche modo, scusami, ci sarà un garante. Ma quale? Ma ci sarà un garante, quello per l'accesso agli atti? Chi è il garante per l'accesso agli atti? Chi? Scusami, a livello nazionale c'è il garante. Ma non esiste in regione. Ma informatevi, cacchio. Non esiste, c'è il garante dell'accesso agli atti, però ti ha spiegato. Allora, c'è una legge per l'accesso agli atti. C'era una procedura di aggiudicazione. Avete il diritto di accedere. No, non è così. È una cosa giusta. Ma bisogna vedere i momenti. C'era una gara in corso, c'era una gara in corso e non ce li hanno dati. Questo abbiamo già risposto, dai. Se vi chiedo se ti hai messo separato una volta, a casa non mi sento. Io vado Gamberi d'accordo. No, ma devo dire, io non ho fatto la però il concetto, scusa Gamberi, il concetto che dice giustamente là, poi la parola che la Venturi dice. Se siete lì e siete lì per controllare, ho capito che decide la maggioranza, però avete quantomeno il fatto di denunciare ai cittadini che stanno facendo una porcheria. Ma certo, ma questo viene fatto. Scusi, io sull'opera sono d'accordo. Io sull'opera, sulla validità dell'opera, della pedemontana, io non sono stato contrario. Sono politicamente d'accordo perché va fatta, punto. Ok? Quindi io non ho contestato l'opera. Dal punto di vista tecnico non sono un ingegnere, non sono un architetto, ho amministrato in comune, so regolare alcune cose a livello più infimo, comunale, certamente non sono in grado di valutare i project finance, non sono in grado di valutare quanto costa una galleria, non sono in grado di valutare perché ci sono degli organismi tecnici pagati anche della regione
che sono stipendiati da dirigenti, i quali ci mettono la firma e dicono questa spesa è congrua, va bene, perfetto, sbagliano, pagheranno loro, cioè distinguiamo, io intervengo, io intervengo sulla volontà politica, io voglio fare questo lavoro qua, eccetera, poi c'è un ruolo, anzi se vado a interferire nell'ambito tecnico, Bassanini insegna che io rischio di fare un abuso, faccio un reato quasi, perché se io vado a sostituire il tecnico e dire tu tecnico sbagli, fare la contabilità, hai contabilizzato male, mi prendo io la responsabilità. Guardi che comunque l'opera, la Pedemontana, non era avuta una maggioranza, a me risulta che anche da parte della minoranza politica, ma scusate, facciamo una Pedemontana, costa 2 miliardi e 200 milioni. 2,5. 2,5, no 2. Se andiamo alla pagina 2,50. Bene, non buttiamo via i 2,50. Ma attenzione, in Germania la fanno a meno. Ma perché i tedeschi sono venuti a concorrere qua? Allora, scusi un attimo, professore, io mi domando, c'è stata una gara. Ha capito quello che stavo dicendo? Ho capito, no, dico solo questo. Non ha capito. Lo fanno a meno in Germania. Mi domando, perché non sono venuti qua a concorrere se è così conveniente? Sai perché non vengono? Perché c'è la burocrazia, perché c'è la corruzione, perché ci sono le tasse. Ecco perché uno non voglia venire a investire in Italia. È stata fatta una gara o no? E perché la gara non ha partecipato? Mi domando. Era una gara, è regolare la gara. Io do per scontato che la gara fosse stata regolare. Guarda Gamberi, serve al labiale. No, ma io voglio capire. Tranquillo, adesso le spiego. In Germania la fanno a meno ed è gratis. In Italia spendono di più e poi devi anche pagare. È una cosa assurda. Guarda che siamo fuori dal mondo. La paghiamo 5 volte di più, va bene? E poi il cittadino per passare deve pagare. E in Germania no. Ma in Germania sono cretini. Non ho capito. Crotti. Non ho capito questa cosa qua. Prego, però Crotti. Allora, ci sono le leggi e poi c'è la realtà. Io per esempio posso dire per esperienza personale che ho chiesto per mesi all'ufficio del difensore civico regionale l'accesso agli atti per vedere lo studio di fattibilità che era stato sull'idrovia, che era stato consegnato a settembre 2012 nelle mani dell'assessore Conte o dell'ingegner Pinato, che era il suo dirigente esecutivo. Per mesi mi sono state date delle risposte evasive, dove ogni volta che mi veniva data la risposta dovevo aspettare un mese per avere una risposta evasiva, e siamo andati avanti fino a marzo. Sapete in pratica non me lo volevano dare. Sapete come ho dovuto fare? Ho dovuto andare dal senatore, dalla Giuanna, che era appena stato eletto, che essendo in commissione ambiente al Senato si è rivolto, gli ho scritto io la letterina, al presidente della commissione senatoriale, e nel giro di 15 giorni Zaia me l'ha data e io l'ho ricevuta. Quindi una cosa sono le leggi e una cosa poi è l'applicazione. Quindi il difensore civico regionale, che guarda caso viene scelto dalla maggioranza e non dalla minoranza, lavora naturalmente per chi lo ha messo là. Ovvio. Per quanto riguarda poi il discorso della Pedemontana, la Pedemontana non hanno mai voluto dare, per esempio, i documenti che riguardano la parte economica, quella cioè stilata dalle banche, quella che riguarda il contratto effettivo tra la regione e i privati che l'hanno sostenuta. Ternici si è sempre rifiutato, sono andati al TAR i comitati che sono da quella zona, e il TAR ha accettato le tesi di Vernizzi, secondo le quali, secondo me in maniera assolutamente inverosimile, mi ricorda molto il caso del Mose e di tutte quelle situazioni che si sono create anche a livello giudiziario, il giudice ha detto: io accetto la tesi di Vernizzi, secondo la quale lì c'è un privilegio, un segreto industriale che non si può fare, per cui non ve lo posso dire. Questa risposta l'ha dato noi consiglieri di fronte alle richieste in aula, per conferma. Allora, finisco il ragionamento, vorrei finire il ragionamento. Ma allora scusate, al posto vostro, io se fossi stato consigliere regionale avrei detto: bene, in Italia non trovo giustizia, vado in Europa, mi rivolgo ad una Corte di Giustizia europea, esattamente come si fa in tutti quei casi nei quali, se un sistema è chiuso, provi da un'altra parte. Ma non mi si viene a dire: ma quegli altri mi hanno detto così, ma io sono impotente.
Cari signori, voi altri non siete in grado di fare bene il vostro mestiere. Candidati te, comincia a fare il tuo mestiere, prendi i voti, vai a farlo te, noi abbiamo usato tutti gli strumenti, abbiamo fatto tutti gli strumenti. Voi altri non ascoltate la gente che vi parla. Ma sei te la gente che parla, scusami un attimo, come ti permetti a farti l'arrogante così? Perché sono 10 anni che si parla, noi siamo fondati come associazione e ci battiamo per la questione dell'idrovia, nonostante che a destra come a sinistra, a cominciare da Zanonato, tutti quanti hanno sempre detto no, soltanto ultimamente hanno cominciato a cambiare idea. Allora devi guardare gli atti in consiglio e vedrai che è 10 anni qualcuno presenta la proposta. Allora, quando la presenta soltanto chi so io, che si chiama Pettenò. Lo so, non mi risulta che sia solo perché è stata appoggiata da altri, è stata appoggiata. Non solo Pettenò. Vai a informarti bene, meglio. Continua a rivolgermi all'amico Pierangelo, va benissimo, ti dica. Scusa, ti sto dicendo che quindi hai detto te stesso che un comitato ha fatto ricorso al TAR e ha perso il ricorso addirittura di fronte al tribunale. Sì. E allora cosa vuoi? Cioè noi abbiamo fatto loro hanno fatto qualcosa di più di quello che avete fatto voi. Adesso fatto... io a loro ho suggerito di rivolgersi alla Corte di Giustizia Europea. C'è qualcosa di irregolare nella pena montana? Fai un esposto alla procura se sei sicuro di che le cose vanno bene. Vai un esposto. Ma è stato fatto. Nel momento in cui lo fanno e il TAR gli dà torto, la questione è chiusa. Devi andare fuori. A me di fronte a un dirigente regionale che la cosa migliore che devi fare è candidarti, prenderti i voti, essere eletto e poi dopo non ci penso neanche. In consiglio andrai alla giustizia europea e mondiale per avere le tue risposte. Non ci penso neanche. Come noi non abbiamo mai fatto. Non ci penso neanche. Se fai chiudere Valdegambe, se io vado da un dirigente poi mi dice termini alle 11:30, alle 20:30, no, termini più. Ci sono dei dirigenti regionali che hanno una responsabilità per quello che fanno, persone che io reputo fino a prova contraria, persone corrette che lavorano all'interesse della regione. Io da amministratore, quando voglio sapere qualcosa, mi rivolgo ai dirigenti della struttura regionale, dico: cari dirigenti, mi puoi chiarire questa cosa qua, mi puoi dare informazioni? Poi se esce che il dirigente ha truccato qualcosa, falsificato qualcosa, ci sarà responsabilità sua. Io non so, lui è ingegnere, ma finora, ma questo si denuncia alla magistratura e non chissà dove. Scusate, ma siete tutti d'accordo che va fatto il controllo, giusto? Assolutamente. Perché vi litigate tra di voi? No, perché si dà responsabilità a chi ha fatto il proprio dovere. Asa finire a frase, se no non ti capisci. Bisogna ascoltare, poi rispondere. Allora, perché non vi coordinate? Perché state dicendo la stessa cosa. No, lui dice: io devo fare ricorso al TAR, devo andare al Consiglio di Stato, eccetera, devo andare alla Corte Europea. Mettetevi d'accordo e create una force de frappe in maniera tale che alla fine otteniamo un risultato. Magari vi do un po' di spazio anch'io, volentieri. Ma ci sono delle cose allora su cui è impossibile la panna in maniera... Com'è? Ma ci sono delle cose su cui è impossibile farlo. Ma se lei mi dice così, allora no, guardi, non è che si può ragionare fare l'eremita, ma non esiste, non è una questione di eremita, perché guardi che tanti risultati anche da minoranza l'abbiamo avuta, ma io abbiamo se avuto sono all'opposizione faccio l'opposizione. Ma ci sono delle cose purtroppo che non si può, allora vogliamo raccontare le balle alla gente, le raccontiamo. Io dico domani andrò a chiedere e avrò tutte le informazioni necessarie. Mi si risponde chiaramente non il tecnico ma anche il presidente del Consiglio mi dice: c'è una procedura giudicataria di gara, io non posso assolutamente darti questi dati. E io cosa faccio? Ricorro a chi? Alla Corte Costituzionale, alla Corte di Giustizia Europea? Cioè, di cosa stiamo parlando? E poi lo stesso signor Crotti ha detto che una sentenza del TAR ha dato contrario alle stesse associazioni che ci hanno chiesto anche a noi, perché io mi ricordo che dietro la nostra richiesta c'erano le associazioni che abbiamo ascoltato per cercare di avere i documenti. Non è che li volevamo solo per noi, ma li volevamo passare i documenti. Non voglio fare però la domanda banale è: no, io capisco il suo ragionamento, e cosa ci state a fare? Cerchiamo di fare qualcosa, perché non è proprio come pensate voi. Poi dopo si può ridere e si può anche piangere. Sono delle cose che puoi fare. Però sarebbe bello partecipare di più alle scelte. Ma guardi, posso darle qualche risultato per il mio territorio. Sono riuscito a rompere talmente le scatole che sono stati restituiti 25 posti di hospice che erano stati tolti dalla Regione Veneto. È stato salvato un ospedale, non solo per merito mio, ma per la minoranza,
cosa ci sta a fare? Sono stati salvati degli ospedali, dei presidi ospedalieri che sarebbero stati cancellati dal piano sociosanitario. Vuole che andiamo avanti? Possiamo dire a bilancio quante cose sono state inserite? Ecco, no, è una domanda, io ho dato una risposta. Certo. Perché io dico, se come dite voi, la regione dice prendiamo e facciamo questa opera e mettiamo i controllori che sono dei nostri, anche l'opposizione dovrebbe avere dei controllori per controllare quella opera. Ma la regione, ma l'opposizione contesta le scelte della maggioranza, eventualmente fa delle proposte integrative. Un'opera pubblica ha delle forme di controllo. Un'opera pubblica di per sé, se il sindaco fa un appalto, ci mette i controllori. Di una cosa, Valdegamberi, sono i dirigenti del comune che controllano e chi fa i direttori dei lavori fa la contabilità, i dirigenti del comune che gestiscono le cose sono a posto. Non c'è l'uomo della strada, non posso mettere il mio cugino con lo sereno pubblico a controllare cose. E questo è il motivo per cui le aziende tedesche, francesi, inglesi, svizzere non vengono a lavorare in Italia, perché quando mettono giù, cominciano a scavare, li bloccano con la burocrazia e non vanno più fuori. Questo è un altro Marotta, chiudo ringraziando di questa puntata come delle due ultime precedenti, perché abbiamo dato, credo, un'informazione importante ai nostri telespettatori per quanto riguarda il Mose, oggi anche per l'idrovia. Noi continueremo a lavorarci e a esserci per queste opere e anche controlleremo Valdegamberi, così vediamo se funziona. Sto scherzando. Grazie Elisa Venturini di essere stata con noi. Grazie a voi, buonanotte. Grazie a Carlo Crotti di essere stato con noi, grazie a Stefano Valdegamberi, a Gennaro Marotta, grazie anche a Marco Alberti Zanetti che ha parlato meno gli altri, loro inviteremo per essere più partecipe. Grazie al professor Monocasen. Grazie a lei Giorgio. Noi ci vediamo settimana prossima, l'Italia ha perso questa sera, Valdegamberi. Va bene, si rifarà con l'Ungheria. Va bene, ci vediamo venerdì prossimo, buonanotte a tutti. Mi hai raccontato che c'era? Bravo, per dirlo via, la mia Ciao.